Per il secondo anno consecutivo la rappresentativa allievi della delegazione FIGC di Agrigento, guidata da Stefano Valenti e dal suo vice Angelo Caramanno, si aggiudica il torneo Pietro Paolo Brucato e si laurea campione regionale di categoria. Quella dei ragazzi allenati da Lillo Giardina e Carmelo Giordano è stata una vera e propria impresa, visto che hanno espugnato per 2-1 il campo del Messina, che raggiunta la finale aveva il vantaggio di giocare in casa come delegazione organizzatrice della finalissima. Le reti del successo agrigentino portano la firma di Alessandro Rinoldo del Favara Academy e di Simone Camilleri del Ravanusa e Santa Sofia Licata. Alla fine partita immensa la gioia della squadra agrigentina, il cui staff è completato dal dirigente responsabile Tonino Butera, dal medico Pietro Curella, premiata dal vicepresidente nazionale per l'area sud Sandro Morgana e dall'ingegnere Santino Lopresti, presidente del comitato regionale Sicilia della FIGC. La prossima settimana i campioni regionali saranno ospiti della nostra emittente televisiva per una puntata speciale dedicata a questa grande e nuova impresa del calcio giovanile della provincia di Agrigento.